minuti per condividere una riflessione che ho fatto finché ero via. Se non vedo una gamba allungarsi, non credo in Dio, diceva un collega di lavoro col quale lavoravo anni fa. Se Dio esistesse, gli animali non dovrebbero soffrire. Come mai soffrono gli animali? Se gli animali soffrono che non hanno fatto niente, Dio non può esistere. Questo mi diceva un altro collaboratore, collega di lavoro, quando si entrava nel voler dimostrare che Dio esiste. Alle volte anche noi, magari non in maniera così estrema, non da arrivare al punto di dire se non vedo questo non credo in Dio, però anche noi alle volte ci permettiamo così di creare una situazione nella quale diamo l'onere della prova a carico del Signore, cioè se tu fai questo allora io farò, ti servirò, però prima fai tu questo. In Giovanni 5 Gesù guarisce il paralitico di Betesda e la folla, la quale dopo beneficerà della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi parliamo di 4-5 mila persone, ha tre reazioni. I primi dicono è il Cristo, è il Cristo. I secondi dicono è sicuramente qualcuno. Ma che sia il Cristo, punto di domanda, Giovanni 7, versetto 31 dice: quando arriverà il Messia farà più miracoli di questo Gesù? Sì o no? I terzi invece dicono: ci dà fastidio, meglio se li incarceriamo. Ecco. E Gesù risponde e dice: signori, io ho il potere di operare miracoli come e quando voglio. Faccio anche di sabato, anche se voi non volete, e lo faccio proprio apposta per dirvi che io non sono né un nuovo Mosè, un nuovo Elia, ma io sono il Cristo. Io posso farlo perché io sono la nuova legge, la nuova via. E dice anche, io ho il potere di dare vita e morte a chi voglio, quindi che voi crediate, che voi non crediate. Io ho il potere di vivificare chi voglio e ho già deciso che vivificherò alla fine dei tempi chi ha creduto ai miei miracoli? No, a chi ha creduto alla mia voce. Quindi c'è una brutta notizia, ok? Anche per noi del gruppo Lode. La brutta notizia è che noi non possiamo permetterci di dire Signore, se tu fai questo io farò, se tu... non siamo noi i protagonisti purtroppo, anzi di solito siamo la folla. Perché Gesù è uno, il miracolato è uno, la folla era di 4.000-5.000 persone, cioè ogni volta che il Signore operava un miracolo c'erano un sacco di persone attorno che vedevano il miracolo e reagivano di conseguenza. Quindi la brutta notizia è che non siamo noi protagonisti, la seconda brutta notizia è che non possiamo bussare nelle sfere celesti per pretendere niente, perché non è nostra natura. Nella nostra carta d'identità spirituale c'è scritto umano e noi sappiamo che la Bibbia dice che l'umano è un soffio, è come un fiore, okay? È destinato a durare poco, siamo polvere e dovremo tornare polvere. Ma c'è una bellissima notizia e dopo suoniamo. La bellissima notizia è che Gesù in tutto questo ci prende dal nostro destino infausto, ci salva e ci dice adesso siete miei schiavi. No, ci dice andate a prenderli lungo le siepi, nelle piazze, lungo gli incroci, portateli, dategli delle vesti nuove. Dice ancora date un mantello e date un anello a questo mio figlio che era perso, è stato salvato. Quindi avevamo un destino infausto, non avremmo avuto diritto a niente, ma pure Gesù ci ha dato tutto. Amen. Wow, la gioia che ho. Il mondo
cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia come il cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia come in cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare. Proteggi dalla tentazione e salvarci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre a me. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia come il cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Perdona ogni mio peccato, perché io possa perdonare. Proteggi dalla tentazione e salvaci da ogni male. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre a me. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, la gloria e la potenza. Questa è la mia preghiera, a te appartiene il regno, per sempre a me. Per sempre a me. Per sempre a me. Signore, nella piena libertà dello Spirito Santo. Signore, siamo qui questa mattina perché Tu ci hai chiamato, Tu ci hai fatto essere Tuoi figli, Signore, e vogliamo perciò sempre di più somigliare a Te, Gesù, perché Tu ci hai reso degni di qualcosa che era inimmaginabile per noi, Gesù. Perciò Ti chiediamo veramente la Tua unzione sopra questa Chiesa, sopra ciascuno di noi che è qui davanti a Te, riuniti davanti a Te, che vogliamo celebrare il Tuo nome, Signore. Padre, vogliamo ringraziarti. Tu sai quante necessità che ci sono in mezzo a noi, Signore. Angelo in modo particolare, la famiglia di Carmela, Signore, in modo particolare, Gesù. Signore, quello è il percorso, la Tua strada, Tu lo sai, Tu vedi, Signore. Intervieni, dai forza, sostegno, prepara Tu, Signore, il percorso
affinché, Signore, si possa veramente ancora una volta, anche nella tristezza, gioire davanti a te, perché tu hai compiuto un'opera e ti apparteniamo, Signore. E questa è la nostra speranza, e questa è la nostra fiducia che abbiamo messo in te, che ti apparteniamo, Signore. Ti ringraziamo, Gesù. Benedici ciascuno di noi e fa che possa scaturire da ciascuno di noi una lode sincera a te, che sei il Re dei Re e il Signore dei Signori, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Gesù. Grazie, Signore. Grazie. Sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Santo, santo, santo è il Dio onnipotente che era e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Tua voce è come un tuono, tu sei vestito di maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te. Tu sei il santo e vero Re. Santo, santo, santo è il Dio onnipotente che era e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Sorprendente è il nome di Gesù. Gesù, tuo nome è
sei per me ed io ti adoro. Quanti sono ancora immersi nei loro pensieri, nelle loro preoccupazioni? Quanti non si sono ancora concentrati? Essere qui. Quanti hanno ancora la mente in quella situazione, in quel problema, in quella circostanza? Sapete, una delle cose credo più belle che il Signore ci abbia dato è proprio la lode. Quando Dio chiamò Mosè per liberare il popolo di Israele dall'Egitto, disse che il faraone doveva lasciarlo perché il popolo doveva lodarlo nel deserto, affinché mi proclamino le lodi nel deserto. Lascia andare il mio popolo, disse il Signore, perché mi proclamino le lodi nel deserto. Io non so quale deserto tu magari stai vivendo, stai passando, però questa mattina voglio dirti questo: concentrati nel lodare al Signore. Non abituiamoci mai ai nostri culti, non abituiamoci al nostro tenore di fare i nostri culti. La parola di Dio dice che Egli dimora nella lode dei Suoi figli. Questa settimana, venerdì, sono stato a trovare Angelo era ancora a casa e si lamentava moltissimo, aveva tanto male, tanto dolore, non riusciva nemmeno a respirare. Così ho preso la mano sua e ho iniziato a lodare il Signore, ho iniziato a cantare, lodare il Signore, e ho potuto vedere ancora una volta che la lode è una dinamite, che nella lode è qualcosa di straordinario, perché ha chiuso gli occhi e ha iniziato a respirare con molta tranquillità e quasi si è addormentato. Anzi, io mi sono anche un po', perché ho detto: vuoi vedere che è andato col Signore? Era lì, c'era sua moglie vicino a me e lei è scoppiata in un pianto a lodare il Signore insieme con me, e ho cantato un inno molto vecchio che cantavo con mio papà quando qualcuno andava al Signore. Questo cantico dice: io so che in cielo mi porterà Gesù. Io so che in cielo mi porterà Gesù. Alleluia. Per vedere lo splendore della sua gloria, della sua maestà. E mentre proprio lodavo il Signore, lui, guardate fratelli, che nella lode è qualcosa che Dio ci ha dato, che va sopra il naturale, che va al di là. Allora questa mattina io vorrei dirti: loda il Signore. Non fissare il tuo sguardo sul problema, lodalo, perché c'è dinamite nella lode, perché è una grande realtà che Dio ci ha dato. Entrate nei Suoi cortili con ringraziamento e con lode. Il Salmo 100 dice: mandate grida di gioia, o abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui, riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo, il gregge che Egli ha cura, amen, il gregge che Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il Suo nome. Perché il Signore è buono e la Sua benignità dura in eterno e la Sua fedeltà è per ogni generazione. Entrate nei Suoi cortili con ringraziamento e con lode. Lascia che la tua mente sia concentrata su Gesù. Io posso dirti questo questa mattina, che solo Lui può rispondere alla tua preghiera.
Solo Lui può rispondere a quel problema del tuo cuore, ma questa mattina lodalo per quello che Egli è. Egli è il Re dei Re, il Signore dei Signori. E se ci ha dato questa mattina l'opportunità di essere qui, è solo per la Sua grazia. Allora insieme lodiamolo. Chiudi i tuoi occhi, concentrati nel lodare il Signore. Lascia i tuoi problemi fuori da questa comunità e lodalo con tutto il tuo cuore. Oh, vieni Spirito Santo. Tu sei Re. Alleluia. Tu sei Re. Sei Re Gesù. Tu sei Re. Tu sei Re. Sei Re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. Tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Egli è il Re della tua famiglia, della tua casa, della tua attività. Egli è il Signore della tua vita. Allora di cosa hai paura? Qual è la tua preoccupazione? Egli è colui che non dorme e non sonnecchia. Egli è colui che ti protegge. Eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolti verso il tuo trono, lodando te. Tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. Tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. Alleluia a te, Signore. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, Alleluia, gloria a Gesù. ai tuoi piedi ti dono ciò che ho.
luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho. Luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Alleluia. Alleluia. Alleluia a te, Signore. Stai cercando aiuto dall'uomo, ma l'uomo non può farti nulla, dice il Signore. Stai cercando come poter risolvere quel problema. Sei corso di qui, sei corso di là. Hai anche detto: chi potrà aiutarmi in questa situazione? E dove sono io, dice il Signore? Quale posto occupo nella tua vita? Non sono forse stato io che ti ho soccorso
nel momento del bisogno? Non sono stato io forse che ti ho liberato? Non sono stato io che ho messo la mia mano? In quelle situazioni in cui nessuno poteva fare nulla, eppure ancora tu cerchi l'aiuto dall'uomo. Ci sono cose che l'uomo non può fare, dice il Signore. Ci sono cose che soltanto io posso fare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Ma io questa mattina vorrei che tu potessi comprendere che io non ho mai tolto il mio sguardo dalla tua vita. Non ho mai distolto lo sguardo un attimo dalla tua vita. Che tu sei prezioso per me, sei preziosa per me. Io ti ho amato e ti amo, dice il Signore. E ancora oggi io mi voglio prendere cura di te, ma desidero che tu possa porre il tuo problema nelle mie mani, dice il Signore, affinché io possa risponderti in maniera sovrannaturale, perché tu ancora una volta possa comprendere la potenza del mio intervento nella tua vita. Così dice il Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, amen, accomodatevi, gloria a Dio. Silvia, vieni pure, cara. Allora, pace a voi. Questa mattina un aggiornamento su 3 paesi. Allora cominciamo dal Pakistan, visto che Gianni l'ha nominato. E praticamente su tutti i siti dei maggiori quotidiani, su Euronews, dappertutto, ci sono video di quello che è successo in Pakistan. E tutto è stato scatenato da un'accusa di blasfemia che è stata fatta a 2 cristiani. Da lì è partito veramente un attacco violentissimo a più di 15 chiese. Stiamo parlando del Pakistan orientale, la città che l'avrete letta e ascoltata anche ai telegiornali si chiama Jaranwala, nel distretto di Faisalabad. È questa provincia appunto nel Pakistan orientale. Questo purtroppo, questo attacco ha tutto l'aspetto di un attacco organizzato, perché la relazione della polizia con con gli attacchi eccetera è stata praticamente emessa nel momento stesso in cui sono cominciati gli attacchi e da tutti i minareti i muezzin hanno incitato la folla a andare contro i cristiani. È per questo che è molto sospetta, diciamo, questo fatto che è successo. Inoltre le accuse di blasfemia, questo non è successo solo in Pakistan, ma l'abbiamo sentito anche in altri paesi, specialmente dell'Asia centrale, le accuse di blasfemia sono spesso usate, diciamo, per colpire i gruppi minoritari. Ora, io vi sto parlando di quello che è successo ai cristiani, alle chiese cristiane, ma questo purtroppo viene usato nei confronti di tutte le minoranze. E chiaramente quello che viene richiesto, che credo sia veramente opportuno, non è soltanto una mobilitazione nelle chiese per pregare per i cristiani in Pakistan, ma una mobilitazione generale dei governi in generale, cioè perché sia resa nota la condizione che tutti questi cristiani stanno soffrendo. Reuters, che è un'agenzia di comunicazione, dice che in un batter d'occhio la folla è passata da 100 persone in un luogo a 4.000 dirette verso varie comunità cristiane in tutta Jaranwala, e le località vicine. Ci sono N video. C'è proprio una mobilitazione popolare, non soltanto per questo fatto in particolare, ma proprio per l'abuso che viene fatto dell'accusa di blasfemia. Un leader cristiano, di cui non è citato il nome ovviamente per questioni di protezione e riservatezza,
e ha affermato: questo è un caso di persecuzione pianificata nei confronti della minoranza cristiana. Se gli accusatori erano emotivamente su di giri e fuori di sé, hanno attaccato i luoghi di culto o le case delle vittime, come hanno potuto registrare un rapporto della polizia prima o addirittura quasi al momento dell'attacco? Il giorno dopo l'attacco 146 persone sono state arrestate dalle autorità pakistane, che hanno iniziato a indagare sull'accaduto. Il primo ministro ha scritto che saranno presi provvedimenti severi contro coloro che violano la legge e prendono di mira le minoranze. E chiaramente questo sappiamo che spesso purtroppo non è affatto vero. Allora, vi lascio alcuni soggetti di preghiera per questa situazione particolare in Pakistan, che è anche nel messaggio che vi ho mandato ieri, l'altro ieri, non ricordo. Pregate per le persone della comunità cristiana che devono ricostruire le loro case e le loro chiese. Pregate per le persone accusate di blasfemia, accusa che può comportare una condanna a morte secondo la legge pakistana. Pregate che siano trattati in modo equo e che le false accuse siano respinte. Pregate per la pace e la giustizia nella regione, affinché le autorità non ignorino la devastazione che la folla ha causato. Pregate per i cristiani pakistani che vivono sotto l'ingiustizia delle leggi sulla blasfemia. Pregate per la sicurezza dei cristiani in tutto il Pakistan. Pregate per coloro che sono stati costretti a fuggire dalle loro case affinché trovino sicurezza e sappiano di non essere soli. Quindi vi lascio questo aggiornamento e questi soggetti di preghiera. Il Pakistan è al 7° posto, sapete, della classifica dei paesi più perseguitati. I primi 10 sono molto, molto perseguitati, diciamo una persecuzione molto dura. Il Pakistan è al 7° posto. Il secondo aggiornamento che voglio darvi è su un progetto di preghiera che Porte Aperte ha lanciato qualche tempo fa. Si chiama Arise Africa, cioè sollevati Africa, diciamo, per portare in preghiera i cristiani di tutta la fascia subsahariana dell'Africa, perché ci sono attacchi. Vi avevo raccontato di questa tribù dei pastori fulani, sono musulmani e hanno veramente una violenza inaudita nei confronti dei cristiani. Veramente i cristiani in ogni caso sono il bersaglio principale e i cristiani di quella zona si sentono un pochettino abbandonati, perché specialmente per la Nigeria, come anche vi ho raccontato, la Nigeria è proprio divisa in due: la parte nord, dove ci sono questi attacchi, queste violenze, veramente i cristiani sono perseguitati; la parte sud, dove invece, anzi, le chiese cristiane prosperano, è un paese veramente diviso in due. Con questa campagna Porte Aperte desidera aprire una finestra su tanti cristiani africani che con coraggio continuano a seguire Gesù e a diffondere la buona notizia del Vangelo, nonostante il pericolo per la loro stessa vita. E adesso vedremo un breve video che spiega più o meno che cosa succede in queste zone, come in pratica si manifestano queste violenze, e poi vi aggiornerò su un ultimo paese. Il mio villaggio in Nigeria è stato attaccato dai militanti fulani. Attaccano noi cristiani perché adoriamo Gesù. Ci vogliono fuori da questa terra. Sono uno dei tanti gruppi che attaccano i cristiani in Africa. Quando hanno iniziato a sparare, siamo corsi via. Ho sentito mia sorella che mi chiamava. Ricordo di essermi precipitata a cercarla. Sapevo che potevano prendermi, ma Dio mi ha dato forza e coraggio. Ero pronta a morire. Hanno detto che se non li avessimo seguiti,
ci avrebbero uccisi. Mentre camminavamo ci picchiavano, ci deridevano dicendo che il nostro Dio non è reale, che non può intervenire per aiutarci. Mi hanno costretta a cucinare per tutti loro. A noi davano il cibo degli animali. Certe notti mi hanno obbligata nel letto dei militanti. Mi hanno stuprata. Tutto ciò che potevo fare era pregare, supplicare Dio che quel dolore avesse fine. Anche se ero di nuovo con la mia famiglia, non riuscivo a dormire, non riuscivo a stare in mezzo alle persone. Il dolore sembrava non avere mai fine. Ricordavo che mi avevano parlato del centro per la cura dei traumi, un luogo che mi avrebbe aiutata a guarire. Quando sono arrivata lì, mi hanno accolta, mi hanno dato spazio, mi hanno ascoltata, hanno pregato con me. Giorno dopo giorno inizio a stare meglio. Non sarò mai completamente la stessa di prima, ma ringrazio Dio per la pace che mi ha dato e per le persone di cui Lui si è servito nella mia vita. Non sono l'unica e so che non sarò l'ultima. Come avete visto, di queste storie ce ne sono centinaia, e proprio in questi luoghi ci sono questi centri di cura, diciamo, proprio per la risoluzione dei traumi, o anche dei centri dove ne vengono accolti i bambini delle famiglie che subiscono questi traumi, per tenerli al sicuro e cercare di aiutarli a uscire da questi traumi pazzeschi. E anche in questo video, e questa è una cosa che a me sconvolge veramente, come queste persone che vivono queste situazioni comunque sono delle persone resistenti e che proclamano la vittoria in Cristo Gesù nonostante tutto quello che sta succedendo. Questa è sempre una lezione per me, che tante volte mi lamento e dovrei solo proclamare vittoria nel nome di Cristo Gesù, finito. E allora, la Nigeria è al 6° posto della World Watch List, quindi abbastanza in alto. L'ultimo aggiornamento riguarda l'India, questo stato di Manipur, che è nella parte nord-occidentale dell'India, e praticamente sono sorte delle tensioni etniche all'interno di alcune tribù, perché nel nord-est dell'India, per la decisione del governo locale, che è filo-induista, di concedere alla tribù Meitei, che è una tribù induista, maggiori terre e benefici. Quindi cosa è successo? Hanno cacciato via da queste terre che sono state assegnate a questa tribù, sono stati cacciati via tutti i cristiani, ma non solo sono stati cacciati via, sono stati picchiati, minacciati e obbligati a rinunciare alla loro fede. Le tensioni etniche sono state poi sfruttate dai gruppi estremisti indù per tentare di cancellare la presenza cristiana nella regione. Non so se ricordate che 3 anni fa era iniziata questa campagna di sterminio, diciamo, dei cristiani in India, che avrebbe dovuto portare proprio alla cacciata o all'uccisione di tutti i cristiani entro il 2021, secondo loro, secondo il governo indiano. Questo non solo non è successo, ma i cristiani stanno crescendo, però chiaramente la vita non è facile. Molte delle organizzazioni umanitarie sono dovute uscire dal paese. Non so chi conosce Compassion, che magari ha dei bambini sostenuti a distanza. Compassion ha dovuto uscire da là, anche altre associazioni non hanno più potuto rimanere per la loro impronta cristiana. Ecco, diciamo che è importante parlare di questo affinché la Chiesa possa sostenere questi cristiani, che rappresentano comunque il 41%
nel Manipur, cioè non è che sono pochi, proprio una minoranza, sì, sono in minoranza, nel senso 41% non è più del 50%, ma comunque sono molti. Secondo gli ultimi rapporti ricevuti dal campo, oltre 230 chiese sono state bruciate, più di 1000 case e istituzioni cristiane sono state distrutte e oltre 60 credenti sono deceduti. Inoltre più di 10.000 cristiani sono stati costretti a spostarsi in luoghi più sicuri. Ci vorranno decenni per ricostituire la comunità cristiana. Quindi in sintesi, le preghiere che vi incoraggio a fare nel vostro tempo di preghiera sono per il Pakistan, anche i media ne stanno parlando molto, sempre per l'Africa subsahariana, cioè la parte in particolare della Nigeria settentrionale, e per l'India, in questa zona che si chiama Manipur, è anche un nome abbastanza facile da ricordare. Grazie, il Signore vi benedica. Gloria a Dio. E fa bene che noi comunque ci teniamo informati riguardo a queste cose, siamo chiamati alla preghiera. Adesso vogliamo ascoltare la parola di Dio? Ci sarà la metà di quella che ha parlato prima, Silvia, la sua metà è Palmiro. Amen? Quindi vogliamo ascoltare il fratello Palmiro, sicuramente Dio lo userà per la sua gloria. Vieni Palmiro, gloria a Dio. È il 15° anno che quest'opera sta andando avanti, però il tempo corre, quindi andrei troppo oltre. Abbiamo già detto tante cose veramente importanti, abbiamo dato uno spazio alla lode che merita, quindi rinvio la prossima domenica, a Dio piacendo, va bene? Vorrei andare invece a quello che il Signore mi ha messo nel cuore da portare, diciamo, in chiesa quest'oggi. Andiamo dove il Signore ci dice, ecco che è tornato tutto compreso il rimbombo, Signore, quando considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai disposte, cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Venerdì sera, questo venerdì, quindi l'altra sera, con un gruppo di colleghi, ormai quasi ex colleghi di Silvia, perché appunto si sta procedendo un po' alla volta verso la pensione, anche lei, siamo andati a in Grappa, una sera stupenda, una cosa bellissima, che c'è stato questo programma di G-astronomia, cioè veniva fuori gastronomia, ma perché? Perché in Maiga ha fatto un po' una bella pasta asciutta con ragù e quant'altro, però il tema era appunto fermarsi lì e guardare le stelle. Per un credente guardare le stelle, il creato, è una cosa che non può staccarsi da quella che è la realtà di Dio che vivi nella tua vita. Infatti qua il salmista dice, Signore, quando considero i cieli, no? I tuoi cieli. Ed ero lì, avevano veramente della strumentazione professionale, si vedeva cose veramente che normalmente non vediamo, no? Il tutto c'era quest'uomo, Paolo Speggiorin, che tra l'altro è stato veramente un amico particolare con Sergio Giacometti, no? Il nostro fratello in Cristo. E lui, da quando è nato, ha sempre avuto la passione dell'astronomia e quindi ci spiegava proprio nei minimi dettagli tutto quello che vedevamo. Saturno, siamo rimasti a bocca aperta a vedere Saturno con questi anelli divisi in due parti, vedere la costellazione, la galassia di Andromeda, che è distante da noi, pensate, fratelli e sorelle, è distante 2.500.000 su per giù, milioni di anni luce da noi, cioè significa che quello che stavamo vedendo là aveva corso nello spazio per 2.500.000 anni prima di arrivare a noi, quindi vedevamo cose partite 2.500.000 anni fa. Quindi è un po' una sorta di macchina del tempo, no? Siamo andati indietro di 2,5 milioni di anni fa e vedevamo
ed è stata una cosa veramente meravigliosa, soffermarsi veramente a considerare la vastità del creato, ti dà un po' l'idea di chi è Dio, no? Della vastità di Dio. Però tutte queste cose, dicevo dentro di me, queste cose sono cose naturali. La nostra mente fa fatica già con le cose naturali comprenderle appieno, misurarle, cioè stiamo parlando veramente di cifre astronomiche, figuriamoci le cose spirituali, no? Il pensiero proprio del salmista associa questo: chi sono io, che valore ho per te in mezzo a tutta questa grandezza? Cioè, in mezzo a tutta questa grandezza, il Signore ha voluto, ha decretato, ma ha voluto che ci fossimo anche io e te. Ma in mezzo a tutta questa grandezza, in mezzo a tutte queste cose che vediamo, ma chi sono io, dice il salmista, e anch'io mi viene da farmi questa domanda, ma chi sono io? Eppure il Signore ha voluto te, me, quanti stiamo vedendo attorno a noi, qui, in questa realtà. Una realtà che io dico, Signore, ti ringrazio perché veramente non la meritavamo, non meritiamo la tua grazia, la tua benevolenza, il tuo amore, non lo meritiamo. L'umanità, se andiamo indietro ai tempi di Genesi, capitolo 3, ha preferito il padre della menzogna rispetto al padre vero. Il padre vero è stato messo da una parte ed è stato piuttosto, in Adamo rispecchia l'umanità, è stato preferito il bugiardo. Ma vi pensate che scelta che è stata fatta dall'umanità? Quindi non possiamo dire, ma è stata colpa di Adamo, è l'umanità nel suo insieme che ha preferito un bugiardo rispetto al padre della vita, al vero padre che noi abbiamo. Se andiamo a vedere, e credo che in modo particolare, diciamo come sono stati messi giù i libri della Bibbia, nella Bibbia ebraica, tu vedi proprio il piano di redenzione di Dio. Tutta la Bibbia parla del piano meraviglioso di redenzione di ciascuno di noi, della sua creatura. Perché dico della Bibbia ebraica? Perché nella Bibbia nostra poi i libri sono stati un po' messi in un'altra forma, in un'altra maniera. Ma se prendiamo veramente in considerazione la Bibbia come è stata agli albori, vediamo proprio che c'è il percorso di redenzione dall'A alla Z. E qual è la parte finale di questo bel percorso? Ce l'abbiamo in Cristo. Cioè, Cristo è arrivato, Dio è entrato in tutte le maniere nella vita di quanti erano lì con il cuore aperto, con forza, con determinazione, provvedendo alle necessità di quanti aprivano il loro cuore davanti a Dio, si è manifestato in tutti i modi nel deserto, attraversando il Mar Rosso, il Giordano, quindi facendo percorsi, anche percorsi nuovi, creando nuove vie per le nostre vite. Quindi vediamo veramente che il culmine di tutto è in Gesù Cristo. Gesù Cristo che è arrivato e che ha completato l'opera e che si è messo davanti per dire: comprendete l'opera di Dio, comprendete l'opera del vero Padre che avete, non del bugiardo, ma del vero Padre che avete, e guardatemi, dice Cristo Gesù, guardate cosa ho fatto, perché se sono intervenuto nel corso di tutta la storia umana, nei millenni, con forza, decisione, provvedendo in ogni circostanza, alla fine, pur di farmi comprendere, ho dato la mia vita per voi. Quindi è qualcosa di forte che il Signore vuole dirci, è qualcosa di forte quello che Dio vuole che noi consideriamo. Isaia 64,8 dice: O Eterno, tu sei nostro Padre, non quell'altro.
Tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla. Tu colui che ci formi, noi siamo tutti l'opera delle tue mani. Quindi quando guardiamo il creato e diciamo, Signore, che grande è la manifestazione della tua potenza, di quello che tu crei, rimango a bocca aperta nel vedere queste cose. Ma sappi che tu, nel tuo piccolo, in quello che tu ti sembra anche di essere, tu sei un'opera meravigliosa nelle mani di Dio. Ciascuno di noi è un'opera meravigliosa, che non ha altri che possano prendere il tuo posto, perché tu sei un'opera unica. Come il creato, tu sei un'opera unica. L'opera di Dio, se nel creato, che sono cose naturali, fisiche, non riusciamo a misurarlo con i nostri mezzi. C'è qualcuno che, avete sentito qualche scienziato che è riuscito a misurare quanto è profondo, quanto è lungo il creato? Io ho sentito una volta dire a qualcuno, guarda, non si può misurare perché oggi è una misura, domani è un'altra. Cioè continua a espandersi, continua a trasformarsi. Questo richiama alla mente l'opera di Dio nella vita nostra. Quello che tu sei oggi, domani è qualcosa di diverso. Ma non c'è solo il fatto di vedersi. Noi vediamo, diciamo, la parte naturale, no? Se consideriamo Gesù, che è venuto in carne, Gesù è venuto in carne e noi vedevamo la parte naturale di Lui. Noi non l'abbiamo vista, ma chi c'era lì in quel tempo l'ha vista la parte naturale di Lui. Viene descritta in tutti i Vangeli la parte naturale di Lui. Era vero uomo, ma era anche vero Dio. Ma chi può andare a misurare quello che c'era nella vita effettivamente di Gesù? Un canto che abbiamo cantato prima, Gesù sei sorprendente. È un termine che ancora fa fatica a esprimere cos'è Dio. Bene, pensate che in quel ventre, in quella gestazione che è partita per opera dello Spirito Santo in Maria, c'era il dito di Dio, c'era la particolarità dello Spirito Santo. Bene, quella particolarità che ha generato Gesù Cristo è quella particolarità che c'è nella vita di colui, di ciascuno di noi che ha creduto in Cristo. Tu sei una nuova creatura, tu sei una nuova vita. Nuova non è, come noi tante volte andiamo a pensare, un qualcosa che è stato modificato, un qualcosa che si è evoluto. Prima eravamo, che ne so, un po' buoni o un po' cattivi, poi intervento dello Spirito Santo nella nostra vita è cominciato a cambiare, a modellare. Ecco che allora, se prima ero un po' cattivo, adesso sono ancora meno, sto diventando più buono, sta cambiando la mia vita. Non è questo. Questo è semplicemente quello che magari potremmo fare noi come insegnanti che cerchiamo di spiegare, o come qua dal pulpito, o da casa, nelle nostre famiglie, che cerchiamo di dire questa è la retta via, cerca di camminare per essa. Lo Spirito Santo compie una cosa nuova, sta per nuovo, è qualcosa completamente di diverso. È come se noi prendessimo, ad esempio, ai tempi, per chi ci crede, ma è stato dimostrato anche che c'erano i dinosauri. Se qualcuno con l'occhio di quel tempo avesse pensato, adesso c'è un'evoluzione, avrebbe pensato, quella corazza che c'è diventerà sempre più spessa perché c'è bisogno di più protezione, c'è più bisogno di... e quindi avresti immaginato questo mostro ancora più mostro. E invece è stato stravolto tutto, non c'è niente di quello. È un po' la vita nostra, che tu pensi magari di essere stato tutto sommato, sì, ho accettato Cristo, ma non è che andava poi così male nella mia vita.
Quindi l'ho accettato perché so che è un uomo da bene, ha dato veramente prova di sé, che quello che dice è vero, eccetera. E quindi capisco che anch'io, tutto sommato, mi sta bene seguire per quella strada e potrei cambiare anche così. I cambiamenti di questo tipo te lo offrono tutte le religioni. Non c'è una religione sulla faccia di questa terra che non ti dia questa possibilità di cambiare leggermente la tua vita. Cristo è venuto a fare invece qualcosa di nuovo, di completamente diverso, come noi siamo oggi rispetto ai dinosauri di una volta, completamente diverso, ma ancora più diverso. Quindi se uno ti dice, ma come sarà un giorno, non c'ho uno strumento di misura da poter applicare per poterti dire come sarai tu, come sarò io, come sarà la Chiesa in quel giorno. Possiamo usare delle parole che hanno, come dire, il solito metro di misura terreno. Sarà meravigliosa, sarà stupenda, sarà, come dice l'Apostolo Paolo, non che se parole, non diceva proprio in termine veneto, però non ci saranno parole che potranno esprimere quello che saremo. Dio ci lavora, Dio ci trasforma. Non è quindi una trasformazione che può essere fisica, è qualcosa di molto, ma molto, ma molto più profondo. In 2 Corinzi 5,17 parla proprio di nuove creature. E tante volte noi non ci soffermiamo su questo termine. Per noi il nuovo è semplicemente perché siamo abituati magari a cambiare il televisore e dici è arrivato il televisore nuovo, è arrivato il telefonino nuovo. Ma se guardiamo il senso della frase spirituale che è qui, non è che da una cosa è cambiato a qualcosa di similare, è completamente diverso. Quindi, ma cos'è che vuole fare nella nostra vita il Signore? Cos'è che perché vuole trasformare la nostra vita in una maniera che addirittura a noi non ci è comprensibile? Quindi non è solo una questione di diventare più buonisti, è veramente un stravolgimento della nostra vita e deve essere così. Allora, per cercare di portare questo concetto, che non è assolutamente semplice, nemmeno per noi cristiani che tutto sommato, bene o male, ci parliamo di questo, no? Costantemente, il Signore ci dà una vita nuova, il Signore trasforma le nostre vite, ma cerchiamo di comprendere bene di cosa stiamo dicendo, di cosa stiamo parlando. E mi è venuto così, stavo pregando il Signore e ho detto, ma Signore, ma cos'è che porto come esempio? Porto come esempio la tela, e dove che c'è un artista, l'artista divino, che sta dipingendo quella tela. No. Quella tela l'ha comprata lui. Siamo io, te. Il soggetto lo sceglie lui. Il soggetto che andrà a dipingere lo sceglie lui, lo sceglie l'artista. Non siamo noi che dobbiamo dargli dire fai questo. È lui che sceglie il soggetto da mettere su quella tela. I colori li sceglie lui. Persino la tela l'ha scelta lui, ed è una tela che è costata un caro prezzo. È una tela da un valore inestimabile. Se noi pensiamo di conoscere quella tela, cioè la nostra vita, pensiamo di conoscerci, sappi che non è proprio così. Sappi che l'unico che può conoscere la tua vita, quella tela, è proprio il Signore che ti ha creato, il Signore che ti ha chiamato, il Signore che vuole compiere un'opera dipingendo il suo tratto, mettendo il suo tratto proprio su quella tela. Quindi non pensare tanto di dare consigli all'artista, soffermati piuttosto
ad accettare quello che l'artista vuole fare, cioè è un artista divino, è Dio che vuole dipingere un qualcosa di meraviglioso nella tua vita. Ora proviamo, vi chiedo di provare a immaginare se su questa tela meravigliosa a un certo punto scorgiamo un buco, un foro. Secondo voi può essere un soggetto angelico? Questa tela può raffigurare veramente un soggetto angelico, i colori, oserei dire, celestiali. Ma se tu sei là, o chi altri passa di là per vedere quel capolavoro, secondo voi noterà più il capolavoro o noterà sto buco sulla tela? Penso anch'io. Perché rimarranno stupiti nel vedere proprio sta cosa, no? Sta oscenità, su questo che io ho chiamato vuoto. Perché dove non c'è possibilità da parte di Dio di andare avanti a compiere la sua opera nella nostra tela, nella nostra vita, significa che lì, in quel posto là, c'è un buco, c'è un foro, c'è il vuoto. Purtroppo non sarà un vuoto che vedrai solo te, perché arriverai a vederlo quel vuoto che c'è, quella parte di te che in qualche maniera ha frenato la mano d'artista, la mano divina, e ha quindi lasciato quel vuoto. Ma lo vedranno tutti. Quindi tu potrai darti da fare, ne fare tantissime belle cose, di essere veramente la migliore persona che c'è sopra questa faccia della terra, e ti posso assicurare che ci sono tante persone che non seguono Dio e che fanno tante opere meravigliose. Sono molto altruisti, fanno tante belle cose, ma è diverso quello che parte dalla natura divina di Dio. Dobbiamo comprendere questo, perché dentro di noi c'è questo spirito che vuole trasformare la nostra vita e non vuole che ci siano buchi di questo genere sulla tela che lui sta lavorando. E tu devi credere in questo. Se tu credi al libero arbitrio, se tu ci credi, devi credere che tu puoi frenare la mano di Dio nell'opera che lui vuole fare nella tua vita, se tu credi in questo. La verità meravigliosa, e mi piace perché lo Spirito Santo ha voluto parlare attraverso il pastore proprio questa mattina, mi piace perché è stato confermato questo. Gesù, nonostante un buco, 2 buchi, non so quanti che possono essere, non è intenzionato a lasciare la tua tela. Ma vuole continuare la sua opera. Aspetta te che gli dai libero sfogo artistico. A volte, per esperienza posso dire, esperienza in modo particolare che abbiamo avuto l'anno scorso, che c'è stato veramente di tutto e di più, quindi siamo veramente vicini a quello che sta accadendo nella famiglia di Carmela, di Nino, con il fratello appunto di Silvia che ha fatto un po' questo percorso. A volte il Signore deve usare dei colori che noi diciamo, Signore, questi colori non li accetto, sono per me troppo aggressivi. Secondo me il soggetto ci va a dei colori più tenui, cioè un po' come dire, la mia vita, Signore, lasciala che proceda in modo tranquillo, senza sbalzi, senza capovolgimenti. E quando arrivano questi momenti dove vediamo questi colori che si accendono attorno a noi, dentro la nostra vita, diciamo, è troppo. Signore, come faccio ad accettare questo?
ma devo andare sempre su quello che è il pensiero che ho detto poco fa, cioè quello Spirito, lo Spirito Santo che ha generato Cristo nel ventre di Maria, è lo Spirito Santo che c'è dentro la nostra vita. E se Dio nel corso di tutti questi millenni ha fatto e ha cercato in tutte le maniere di farsi conoscere come l'Iddio che provvede, l'Iddio che salva, l'Iddio che è presente vicino a ciascuno di noi, ed è arrivato a dare quella vita per quella tela. Allora tu, Signore, conosci bene quella tela. Tu conosci bene la mia vita, io credo di conoscerla. E ripeto, io non so come sarò nella trasformazione che tu vuoi darmi, non so come sarò, ma tu lo sai. Tu lo sai. Quindi, fratelli e sorelle, facciamoci questa domanda. Facciamoci questa domanda quando in preghiera diciamo: Signore, come mi vuoi tu? Cosa c'è che sto frenando la tua opera nella mia vita? In Matteo 27:54, dopo che Gesù, perfino sulla croce, nel momento in cui sembrava fosse sconfitto e che le sue parole fossero portate via dal vento di tristezza che c'era in quel punto di morte, c'è scritto: il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto, le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui è figlio di Dio. Cosa vedono gli altri di te, di me? Vedono quest'opera che sta proseguendo o vedono il buco? O vedono che c'è quel buco che rovina tutta la tela? Fratelli e sorelle, di sicuro nessuno di noi può dire di essere perfetto, no? Ma non vogliamo mettere intoppi all'artista che sta lavorando nella nostra vita. Non vogliamo mettere intoppi. Se vogliamo vedere veramente la gloria di Dio manifestarsi in modo forte, pieno, che ci sorprenderà anche noi, l'unica è non mettere intoppi in quella che l'opera di Dio vuole fare nella nostra vita. E fratelli e sorelle, ve lo dico veramente con tutto il cuore, noi tante volte, capitava a me, capita magari in certe occasioni, vogliamo vedere sempre qualcun altro che dà l'esempio, no? E magari noi orientarci più allo stile domenicale. Alla domenica facciamo quello che c'è da fare e chiudiamo lì. Ma Dio ti sta chiamando veramente perché ti vuole portare all'opera che Lui vede che può esserci in te. Può esserci in te un'opera meravigliosa. Il nuovo non è un qualcosa che cambia, non è il telefonino nuovo che arriva, è qualcosa di completamente diverso che noi non possiamo nemmeno immaginare. Quindi il Signore desidera questo nella vita di ciascuno di noi. C'era un uomo, si chiamava Giobbe, che desiderava, sempre desiderato, fare la volontà di Dio. E quando gli sono venute addosso, tutte quelle disgrazie che gli sono venute addosso, ancora era fermo in modo risoluto e nella sua preghiera diceva, non riusciva più a sedere, perché in mezzo tante volte alle angustie che arrivano della vita facciamo fatica a sentirci in comunione con Dio, perché siamo troppo gravati magari, ci sono colori veramente forti che ci abbagliano, eppure Giobbe diceva, io voglio cercare Dio.
voglio esporre la mia causa, ci voglio parlare insieme. A Lui che fa cose grandi, imperscrutabili, innumerevoli meraviglie. Vorrei chiedervi qualche minuto, se i fratelli e sorelle del gruppo Lode possono venire a intonare un canto. Non voglio fare chiamate in avanti, voglio però che consideriate quello che è stato detto, che consideriate la vostra vita, se sta marciando o se c'è stato un intoppo. Se ci sono degli intoppi, chiediamo allo Spirito Santo che possa metterli da parte e dire in tutto il nostro cuore: Signore, continua la tua opera nella nostra vita, abbiamo bisogno di te. Vi chiederei per cortesia di alzarvi in piedi, vogliamo metterci pochi minuti, ma in silenzio, ascoltando il canto, rivolgendo il nostro cuore al Signore e chiedendo al Signore di parlarci e di chiedere veramente: togli quelle parti che non hanno nulla a che vedere con te, quelle parti che ci sono e che le teniamo lì perché tanto c'è tanto altro lavoro, ci sono tante altre cose. No, quelle parti magari sono proprio quelle che ti frenano. Signore, aiutaci. Apri il tuo cuore, Signore. Grazie, Gesù. Meraviglioso sei, chi è come te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato
Questa mattina, Signore, Tu hai conquistato ognuno di noi ancora una volta. Ci hai conquistati con il Tuo infinito amore, con la Tua pazienza, con la Tua misericordia. E ancora una volta ci hai ricordato che opera meravigliosa Tu hai compiuto nella nostra vita. Tu non sei morto per migliorare la nostra vita, perché in quel verso è scritto che se dunque uno in Cristo è una nuova creazione. E noi ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo anche se noi a volte siamo noi, Signore, a forare questa tela. Ma Signore, grazie, perché Tu non ci lasci. E ancora sei capace di poter far sì che attraverso anche una tela che è forata, Tu possa creare qualcosa di artistico meraviglioso. Grazie per la Tua pazienza, per il Tuo infinito amore, grazie per il messaggio, grazie per il fratello Palmiro, Signore, per come Tu ti sei usato ancora a parlare al suo cuore per poter parlare ad ognuno di noi. Signore, possiamo dire insieme, non potevamo essere in un posto migliore questa mattina. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Voglio soltanto dirvi una cosa. Mentre il fratello Palmiro predicava, parlava, mi è venuto proprio nella mente, se vi ricordate, dopo una pesca che i discepoli avevano pescato tutta la notte, non avevano preso nulla, la scrittura dice che erano lì, che stavano sistemando le reti. Sapete, i pescatori quando vanno a pescare, le reti poi si rovinano e quindi devono sistemare le reti. Erano lì a sistemarle. E proprio mentre lui diceva questo, l'esempio della tela, lo Spirito Santo metteva nel mio cuore proprio questo. Ci sono delle situazioni a volte che il Signore ci usa per la sua gloria, ma c'è qualcuno che vuole guastarci. Vuole guastare lo strumento, la tela. Dio ti ha chiamato ad essere pescatore. E il pescatore cosa fa? Non prende la rete e la getta via e ne prende un altro. No, lui sta lì e si mette a sistemare la rete. E questa mattina io voglio dirti che il Signore questa mattina vuole dirti: io voglio sistemarti, voglio metterti a posto. Dove è venuto quel buco? Dove è successo quello? Io voglio ancora dirti che io mi fermerò e continuerò a lavorare nella tua vita, ma non ti getterò, perché ho ancora tante cose da fare con te e attraverso di te. Buona domenica, Dio ci benedica. Amen.